Grazia Deledda, a partire dal momento dei suoi esordi, intrattiene molti e ottimi rapporti con due mondi, lo possiamo dire in questi termini un po' schematici, quindi col mondo delle riviste italiane e col mondo delle riviste sarde. Questi rapporti si svolgono in parallelo, detto che nelle riviste sarde, nelle riviste italiane c'era un traffico di personalità che provenivano da diverse regioni. Non va dimenticato per esempio che a Milano operava Farina ai più alti livelli dell'editoria, che era un sardo molto autorevole nel principale centro dell'editoria nazionale, ma con le riviste sarde con le quali collaborava Deledda collaboravano molti intellettuali che erano collaboratori anche di riviste non sarde. E di questo lavoro Grazia Deledda lo svolge in parallelo, quindi come collabora con racconti, con romanzi a puntate, con l'editoria peninsulare, collabora anche con l'editoria insulare. È molto importante a questo proposito affermare l'attenzione che lei aveva per la Sardegna a partire dal 91 almeno, quando scrive il suo primo romanzo ambientato completamente in Sardegna, perché i primi due romanzi non sono ambientati in Sardegna. Il primo romanzo ambientato in Sardegna è di grandissimo interesse e si chiama Fior di Sardegna e racconta le storie ambientate sicuramente in Sardegna, con ambizioni anche naturalistiche, perché la scrittrice dice in una piccola introduzione di voler raccontare la verità, una serie di verità sulla Sardegna, ed è ambientata più precisamente in un paese dell'interno chiamato X, non ha ancora un nome, non è Nuoro, ma noi possiamo riconoscere un paese barbaricino. Quindi la Sardegna entra da quel momento in cui sono gli stessi anni in cui nel contatto con De Gubernatis Deledda capisce che la Sardegna è un setting, e la Sardegna come altre regioni sono dei setting molto interessanti per l'intelligenza delle altre regioni, e capisce che la Sardegna con le sue abitudini può essere un tema spendibile a livello peninsulare.